Dopo il Fatto Quotidiano di qualche giorno fa, oggi anche la BBC di Londra si occupa del caso del giornalista agrigentino Franco Castaldo, pagato per non scrivere, con un lungo articolo sugli intrecci tra giornalismo e mafia. A scrivere sulla vicenda Castaldo è la giornalista Alessia Cerandola, che tiene un blog sul sito della prestigiosa radio TV inglese BBC. La Cerandola ha riportato la storia del giornalista agrigentino Franco Castaldo, che ha raccontato alla Commissione parlamentare antimafia, guidata da Claudio Fava, il cui padre Giuseppe, anche lui giornalista, fu ucciso dalla mafia nel 1984. Castaldo affermava nel suo colloquio alla Commissione antimafia come dal 1996 a oggi sono 18 anni che percepisco lo stipendio e ogni 2 anni un risarcimento del danno, ma non ho messo piede più in redazione ad Agrigento. Dopo aver perso una serie di cause, l'editore si è arreso. Paga Castaldo, basta che non scriva un rigo sul suo quotidiano. La Cerandola nel suo articolo parla di Castaldo, riportiamo alcuni passi del suo scritto. Franco Castaldo, scrive la Cerandola, si ricorda il momento in cui è abituato a comprare il giornale al chiosco, nascondendo all'interno del loro cappotto o sulle pagine di altre pubblicazioni il loro desiderio di essere informato è stato temperato dalla paura delle conseguenze. Era il 2004 e lui aveva appena iniziato a pubblicare Grandangolo di Agrigento, un giornale bimestrale con le storie sulla mafia locale, in una città sulla costa meridionale della Sicilia, dove il rischio di esporre la verità potrebbe essere grave per i giornalisti e i loro sostenitori. Dopo decenni in esecuzione, la redazione della Sicilia, uno dei suoi principali quotidiani dell'isola, Castaldo è stato improvvisamente rimosso dal suo incarico, trasferito in un'altra provincia e poi pagato per non lavorare. Il suo crimine è stato quello di avere riportato l'accusa nel corso di un processo che un importante imprenditore locale era collegato alla mafia. Ma il numero di persone che pagano €1 per leggere il nostro giornale è cresciuto e non nascondono più se stessi, vogliono sapere se questa è una cosa positiva. Nonostante le intimidazioni, la pubblicazione è diventata settimanale e Castaldo ha lanciato un sito web. La Cerandola conclude il suo articolo affermando come queste redazioni stanno cambiando in profondità di reporting, è fatto a livello locale, in partnership alle altre organizzazioni di media in Italia e all'estero, con una struttura redazionale che è più flessibile di quello della maggior parte delle operazioni tradizionali. I giornalisti non fanno affidamento sul sostegno dello Stato italiano, che è comunque spesso incapaci di proteggerli.